La consigliera regionale Erika Baldin rende noto che il Consiglio della Regione Veneto ha accolto due emendamenti che la stessa ha proposto al Piano regionale per lo sport 2022-26. Grande soddisfazione per la consigliera, grazie alla quale i cammini veneti verranno riconosciuti, saranno menzionati espressamente accanto ai percorsi cicloturistici e potranno essere valorizzati come meritano. È stato accolto anche l'emendamento relativo alle azioni di contrasto al fenomeno del doping, prevedendo il coinvolgimento delle scuole con iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione antidoping negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Al contrario di ciò che è avvenuto fino ad ora, da adesso sarà possibile realizzare campagne di sensibilizzazione anche nelle scuole. Non è invece stato accolto l'emendamento per la valorizzazione degli sport marinari come la voga alla veneta e la vela al terzo, eppure quello per sostenere il recupero degli impianti sportivi inattivi, 67 nel veneziano. Pew, 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 pew.